Comet Corsetteria S.r.l. Chioggia, Venezia. Nata nel 1956 in un piccolo laboratorio artigianale, quasi sartoriale di corsetteria a Chioggia, che con l'azzurro del suo mare ha ispirato il marchio aziendale, Comet negli anni è diventata leader nella produzione di biancheria intima femminile. Abbinando tecnologia, artigianalità, creatività e qualità al servizio della clientela, Comet, che dà lavoro a 35 dipendenti, è riuscita a imporsi come azienda moderna anche sui mercati internazionali, sia a livello europeo che mondiale, tanto che oggi il 56% del suo fatturato deriva dalle esportazioni. Grandi idee per le donne è la frase che riassume la filosofia dell'azienda che in tutte le fasi di produzione, progettazione e confezionamento ha sempre puntato sul più rigoroso Made in Italy, convinta che i migliori prodotti moda si possano creare solo nel paese della moda. Gli ingenti investimenti in macchinari computerizzati in grado di garantire elevati livelli produttivi, un magazzino con materie prime e prodotti finiti in modo automatizzato, così da evadere gli ordini con rapidità e precisione, hanno contribuito alla continua crescita dell'azienda, che nel 2008 ha fatto registrare un fatturato di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Reckitt Benckiser Italia SPA, Mira, Venezia. Multinazionale numero 1 nei prodotti per la pulizia della casa e leader nel mercato dell'igiene e della pulizia della persona, Reckitt Benckiser conta circa 50 siti produttivi nel mondo, uno dei più importanti a Mira. Fondato nel 1837, lo stabilimento veneziano è oggi uno dei principali produttori internazionali di detergenti e additivi per il bucato, con ben 27 linee produttive. Nel 2008 sono state prodotte circa 330.000 tonnellate di articoli vari, dalle polveri e liquidi per lavatrici e lavastoviglie a saponi per delicati e superfici. Per Reckitt Benckiser, che vende in 180 paesi, l'Italia costituisce il primo mercato in Europa, il secondo nel mondo dopo gli Stati Uniti. Nel sito di Mira si trovano anche il centro ricerca e sviluppo Fabric Care, che impiega 100 dipendenti specializzati per la realizzazione di prodotti innovativi destinati alla pulizia e alla cura dei tessuti, e il centro di distribuzione in Italia. Uffici e laboratori veneziani nei quali si sviluppano marchi come Vanish, Ava, Sole occupano un'area di circa 4.000 metri quadrati. La multinazionale, che nel 2008 ha fatturato in Italia circa 780 milioni di euro, impiega nell'intera provincia 439 dipendenti. Consorzio ZAI, Verona. Consorzio di sviluppo industriale costituito nel 1948 da Comune, Provincia e Camera di Commercio, ZAI è un ente istituzionale con compiti di pianificazione urbanistica, propulsione allo sviluppo del territorio veronese e realizzazione di infrastrutture. Alla giurisdizione del consorzio, che conta circa 90 dipendenti ed è presieduto da Flavio Zuliani, sono riservate 4 aree del comprensorio scaligero: le zone industriali ZAI Storica e Bassona, l'area dell'innovazione Marangona e l'Interporto Quadrante Europa, su un'estensione complessiva di 10 milioni di metri quadrati, con circa 1.000 aziende e 40.000 addetti. Con oltre 100 unità insediate e 10.000 addetti, l'Interporto è il primo in Italia per volumi di traffico, con una movimentazione annua di 26 milioni di tonnellate di merci. Il progetto di espansione dell'Interporto, che tratta i traffici internazionali col centro e nord Europa e i paesi dell'est, prevede un ampliamento della superficie interportuale da 2 milioni e mezzo a oltre 4 milioni di metri quadrati. Il consorzio, che nel 2008 ha registrato un fatturato di 12 milioni di euro con un indotto del 90% dall'export, ha siglato protocolli d'intesa coi porti di Rostock e Norimberga, oltre a una serie di accordi d'apertura verso Mediterraneo e Medio Oriente. Redoro S.r.l. Frantoi Veneti, Grezzana, Verona. Fondata nel 1895 a Grezzana, nel cuore della Val Pantena, Redoro, congiunzione dei nomi Regina e Isidoro, nonni dell'attuale proprietà, è una delle più importanti aziende nel mercato dell'olio extravergine di oliva 100% italiano. Qualità delle materie prime, olive raccolte a mano e molite a freddo, lavorazione artigianale coniugata alle tecnologie più moderne e presentazione del prodotto finale secondo elevati livelli qualitativi sono i punti di forza dell'azienda, oggi presente sulle tavole del Giappone, Stati Uniti, Europa, Australia, Russia e Cina.
Redoro, che negli anni ha ampliato la produzione di olio extravergine di oliva 100% italiano, Veneto, Valpolicella e Garda DOP, anche nei frantoi di Mezzane e Bardolino, nel 2008 ha registrato un fatturato di 6 milioni di euro, il 60% derivante dalle vendite sui mercati esteri. Da metà ottobre a fine dicembre, nei 3 frantoi veneti che occupano 25 dipendenti, vengono lavorati circa 40.000 quintali di olive, derivate in parte dalle oltre 5.000 piante di proprietà e in parte dagli oltre 1.000 produttori agricoli conferitori dell'azienda. Una graduale espansione che ha permesso all'azienda di partecipare alle maggiori fiere internazionali quale promotore dell'olio extravergine di oliva Made in Italy. Villari Srl, Solagna, Vicenza. Nata verso la fine degli anni 60, Porcellane Villari rappresenta oggi una delle più importanti ditte al mondo nella riproduzione del capodimonte. Le opere Villari, realizzate fedelmente sulla base di modelli e prototipi creati direttamente dagli artisti Cesare Villari e Silvia Andolfatto, si ispirano non solo alla porcellana capodimonte, ma anche ad un gusto barocco italiano. Ogni singolo capolavoro viene rifinito nei minimi particolari con l'utilizzo di colori molto preziosi a base di oli speciali, oro zecchino 18 carati, platino e cristalli originali Swarovski. Tutti gli oggetti Cesare Villari sono firmati dall'autore a garanzia della loro autenticità e vengono punzonati con il marchio di fabbrica impresso a fuoco, oltre ad essere accompagnati dal certificato di origine che ne garantisce provenienza, artigianalità e autenticità del materiale. L'azienda, che oggi conta 34 dipendenti, realizza le proprie porcellane completamente in Italia e poi le esporta in tutto il mondo. Russia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Europa, Filippine, Turchia ed Estremo Oriente sono infatti fra i principali mercati esteri di riferimento. Nel 2008 il fatturato ha raggiunto i 2.100.000 euro, il 62% derivante dalle esportazioni. Brazzale SpA, Zanè, Vicenza. Nel mondo del latte fin dalla fine del Settecento, la famiglia Brazzale, identificata nel marchio Alpi, è la più antica azienda italiana del settore, attiva ininterrottamente da 7 generazioni. Il primo burrificio industriale sorse a Zanè, nelle vicinanze di Thiene, agli inizi del 1900, ma negli anni l'azienda ha saputo raggiungere posizioni di primato a livello nazionale. Pioniere del grana padano, del cui consorzio è fondatore, negli anni 60 Brazzale realizza a Campodoro, nel Padovano, uno dei più moderni caseifici italiani. Verso gli anni 70 nasce il marchio Alpi Latte per contraddistinguere una nuova linea di prodotti che, oltre al burro delle Alpi, comprende latte e formaggi, e lo sviluppo nella produzione porta alla realizzazione di un moderno impianto di taglio, grattugia e confezionamento. Il gruppo, che dà lavoro a un centinaio di dipendenti, è caratterizzato da una marcata vocazione internazionale, con impianti agroindustriali nel centro Europa e in Sud America e una capillare rete di vendite. Il fatturato nel 2008 ha raggiunto quasi 97 milioni di euro, il 26% dei quali all'estero, soprattutto Europa, Asia e America. Recentemente Brazzale si è arricchita dell'apporto della famiglia Zaupa, specialista nei provoloni e nelle paste filate, potenziando così la produzione di formaggio Asiago DOP. Favero Illuminazione Srl, Quero, Belluno. Rivolta da subito alla produzione di lampadari e lanterne in ferro battuto, Favero Illuminazione viene fondata nel 1966 dai fratelli Armando e Gianfranco, in un piccolo laboratorio in affitto dal parroco del paese. Nel 1970 l'azienda si sposta nell'attuale sede di Quero e allaccia i primi contatti con clienti stranieri, diventando ben presto una realtà export-oriented e consolidando rapporti commerciali soprattutto con Germania, Belgio, Inghilterra e Francia. Per far fronte alle richieste del mercato, Favero avvia al proprio interno un reparto di falegnameria e uno di verniciatura, mentre nel 1987 costruisce un nuovo magazzino e un moderno showroom. Il 2002 segna un importante cambiamento. L'azienda si trasforma infatti in società di capitale e ai fondatori Armando e Gianfranco subentrano i figli, oggi a capo della Favero Illuminazione, che attualmente commercializza oltre 1.000 prodotti presenti in catalogo. L'azienda, che attualmente impiega 23 dipendenti, è presente sui mercati esteri da quasi 40 anni e circa il 90% del proprio fatturato, che nel 2008 è stato di oltre 1.400.000 euro, deriva da attività svolta sui mercati internazionali.